Radio Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci su Radio Libertà per Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, oggi trasmettiamo in diretta in via eccezionale dalla sede del giornale e visto che non ci sono grandi uscite librarie perché stiamo ancora smaltendo la sbornia delle strenne natalizie, ci occuperemo di due temi molto diversi, un tema che ci viene proposto dall'attualità, il primo che affronteremo, e l'altro invece è una storia legata a una delle più grandi autrici di tutti i tempi dal punto di vista delle vendite, una delle scrittrici sicuramente più amate, ovvero Agatha Christie. Ma prima di vedere quale giallo Agatha Christie ha dovuto interpretare in prima persona, parliamo un attimo di quello che è successo a New York e delle reazioni che sono arrivate. Quello che è successo è che il nuovo sindaco musulmano Mamdani ha giurato, ma non ha voluto giurare sulla Bibbia, che per lui non rappresenta nulla, ha voluto giurare sul Corano. Di per sé in questo fatto non c'è nulla di male né di scandaloso. Diciamo, abbiamo integrato in Occidente i figli di tante religioni e speriamo di poter riuscire nell'impresa, che però appare a tratti impervia anche con la religione musulmana. Questo gesto però ha costretto diciamo, l'Occidente a fare i conti con se stesso, quindi diciamo, a capire quali sono i valori non negoziabili e quali sono anche le radici delle nostre libertà individuali. Ora, se c'è un limite, a mio avviso, che mina alla base la teoria del liberalismo, è che spesso, come dire, non è ancorata a nessun sistema morale, ovvero ma se le cose stanno così, cioè se non c'è una moralità più grande, il liberalismo declinato in chiave economica rischia di diventare una sorta di elogio della avidità. Però ci sono molti studiosi anche di area libertaria che questo problema ce l'hanno ben presente e quindi declinano appunto la nostra libertà economica e individuale, tenendo conto appunto di valori trascendenti che sarebbero, come dire, utili anche nel caso di inesistenza di Dio, anche se non fossero valori che discendono da Dio. È quello che ha detto il Papa Benedetto XVI, ovvero che conviene vivere come se Dio esistesse, perché è ragionevole e perché il modo di vivere che noi apprendiamo attraverso le gesta di Cristo è in realtà la migliore garanzia di libertà di cui disponiamo, che si creda o che non si creda. Perché allora seguiamo questo discorso riprendendo le parole di uno dei filosofi secondo me più apprezzabili e più bravi nel campo appunto del liberalismo, che è Carlo Lottieri. Carlo Lottieri ha scritto sul giornale, devo dire, un bellissimo pezzo in cui appunto affronta proprio questo tema, cioè perché il gesto di Mamdani in qualche modo ci ha colpito e che cosa dovrebbe farci pensare, a cosa dovrebbe farci pensare. Lui dice che
La concezione biblica dell'uomo, creato a immagine divina, ha introdotto nella storia, sto leggendo, è un elemento decisivo, la convinzione che ogni essere umano ha un valore che valica la comunità politica e va anteposto a qualsiasi potere. Sviluppando tutto ciò, il cristianesimo ha posto al centro la dimensione relazionale, dato che perfino Dio è inteso a partire da una dimensione trinitaria. La persona non è un individuo isolato né una semplice parte del tutto, ma un essere libero che si realizza nel rapporto con l'altro. A ciò, e questo è un altro passaggio fondamentale, si accompagna il legame strutturale tra fede e ragione, espresso nella nozione di logos, che impedisce di concepire Dio come una pura volontà arbitraria e che fonda l'idea che l'agire umano deve rispondere a criteri razionali e morali, ovvero, in parole più semplici, se noi presupponiamo di essere stati fatti a immagine e a somiglianza di Dio, vuol dire che anche noi abbiamo qualche cosa di divino e questo ci rende sacri e ciò che è sacro non può essere toccato, non può essere violentato e in conseguenza di ciò noi siamo appunto sacri e liberi dalla influenza e dalla violenza altrui. Ma poi appunto Lottieri aggiunge che fede e ragione hanno in realtà un legame più stretto di quello che noi possiamo credere e per far questo, adesso non leggo, ma insomma risale fino al Medioevo, alla tradizione medievale, e fa vedere come queste due categorie, fede e ragione, fino a un certo punto siano assolutamente conciliabili ed è per questo appunto che, come dicevo prima, Papa Benedetto XVI ha proposto come stile di vita uno stile di vita come se Dio esistesse, come se Dio esistesse, quindi uno stile di vita basato sui valori cristiani che sono validi anche per chi non crede nella divinità di Cristo. E poi però appunto c'è la questione dell'Islam, che è una questione importante perché noi abbiamo lasciato entrare un sacco di persone che credono nell'Islam, cosa che è assolutamente lecita e come dire che sarebbe priva di problemi se diciamo questa impostazione, se questa fede non fosse un ostacolo a sposare la nostra visione del mondo. Invece no, cioè abbiamo lasciato entrare che un tipo di religione, un tipo di pensiero che vede la sottomissione dell'uomo al divino e quindi una legge che nasce dalla pura obbedienza a un comando che si pretende dettato da Dio stesso. Siamo molto distanti come posizioni. Il Papa Benedetto XVI era a Lisbona, dove fece questo grande discorso su fede e ragione con con delle incursioni, diciamo, nel mondo islamico, ci metteva in guardia, no? Metteva in guardia e diceva questa religione, l'Islam, non concilia in realtà fede e ragione e questo lascia spazio, come dire, se Dio non è razionale e non è vincolato da alcuna intelligibilità morale, allora neppure l'agire umano lo è e di conseguenza la rottura tra fede e ragione può portare anche alla violenza. Questo discorso fu fieramente avversato dagli occidentali in primis e forse alla base delle dimissioni poi di Benedetto XVI, che si trovò completamente isolato proprio nel mondo occidentale, e anche questo è un dettaglio che ci deve assolutamente far pensare, perché appunto noi stessi spesso non siamo
come dire, non siamo i nostri primi sostenitori, tendiamo a mettere tra parentesi quella che è stata la nostra storia e quelli che sono i nostri valori, che dovrebbero essere invece irrinunciabili. Questo è un dibattito che in realtà è iniziato molti anni fa, ma è sempre più presente, perché adesso appunto queste comunità hanno i numeri per diventare maggioranza nei nostri paesi, e non è detto che siano rispettosi di quelli che condividano, diciamo, quelli che sono i nostri valori, i valori occidentali. Qui chiudiamo la prima parte. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. In black and white, they really ought to know. Those one-track minds that took you for a walking ball. Kiss them goodbye. You shouldn't have to jump the door. You shouldn't have to shut the door. Let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on, they give you love, and in return you gave them hell. As cold as ice, I'm willing to tell the tale. I'm willing to show the tale. Let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on, shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. When you take it down, you got. If I could change your mind, I'd really love to break your heart. Benvenuti su Radio Libertà, questa è la seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi. Qua abbiamo trattato nella prima parte
il discorso di Ratisbona e il giuramento sul Corano del nuovo sindaco di New York, Mamdani. Adesso ci occupiamo invece di una delle scrittrici in assoluto più amate e più vendute nella storia, ovvero Agatha Christie, perché il 12 gennaio del 1976, 50 anni fa, moriva la romanziera più venduta di tutti i tempi e ci saranno un sacco di celebrazioni, soprattutto in Inghilterra, ma anche in Italia, con mostre, edizioni speciali, una serie TV su Netflix e altre iniziative. La regina del giallo è un cliché, ma è anche la verità. Voglio raccontarvi due cose fondamentalmente di Agatha Christie, anzi tre cose, diciamo così. Allora, innanzitutto partiamo dalla serie Netflix che si intitolerà I Sette Quadranti, la troverete dal 15 gennaio, è una serie di 3 episodi tratta da l'omonimo romanzo di Agatha Christie ed è diciamo annunciata come un'Agatha per la generazione Z. Questo mi mette un po' di terrore, però tra i protagonisti ci sono grandi attori come Helena Bonham Carter, Martin Freeman e la storia è la storia di un delitto che avviene dopo una festa in una meravigliosa villa aristocratica. Ma tra i libri che troverete ci sarà la ristampa di E poi non rimase nessuno. E voi vi chiederete, ma E poi non rimase nessuno? Cioè che libro è? È uno dei suoi libri più famosi. Come mai non lo riconoscete? Perché il titolo è stato cambiato 2 volte. Infatti, inizialmente questo libro si chiamava 10 piccoli negri, ma la parola negro è considerata un insulto e non da oggi, per cui a un certo punto fu consigliato a Agatha Christie di cambiare il titolo e fu cambiato in 10 piccoli indiani, che è il titolo che conosciamo noi tutti. Ma poi anche 10 piccoli indiani all'epoca del politicamente corretto iniziarono a sembrare 10 piccole offese al politicamente corretto, alla minoranza indiana, e di conseguenza il titolo venne cambiato un'altra volta ed è quello che troviamo oggi nelle edizioni degli Oscar Mondadori E poi non rimase nessuno. Un titolo che viene ripescato da un film tratto da 10 piccoli indiani, quindi diciamo che è un titolo che fa parte comunque della storia di questo libro, però certo, quando ci si mette il politicamente corretto è veramente al di là del ridicolo e questo è uno dei casi. Ma io vi voglio raccontare una delle storie più divertenti, sebbene drammatiche sostanzialmente, della vita della regina del giallo, che fu a sua volta protagonista di un grande giallo. Perché cosa accadde? Accadde che nel 1926, quindi 100 anni fa esatti, la regina del giallo scomparisse nel nulla. Cosa accadde? Il 3 dicembre del 26 Agatha Christie affida sua figlia Rosalind alla sorella Margaret e poi sale sulla sua auto dopo aver ritirato una grande quantità di denaro portando con sé solo una piccola valigia e la foto della figlia. Parte di notte, va verso il Berkshire, la mattina dopo però la sua auto viene ritrovata con a bordo la sua valigia, la sua pelliccia e il luogo in cui viene trovato è un po' particolare perché è una cava di gesso abbandonata. Lei non c'è, la macchina non aveva subito incidenti ed era perfettamente funzionante. Questo significa che da lì Agatha Christie si è mossa da sola a piedi. Ma per andare dove? Perché nessuno riesce a trovarla. Naturalmente si pensa al peggio, cioè ad esempio a un suicidio.
Ma come vedremo non è questo il caso. Il marito, Archibald, viene interrogato dalla polizia, finisce subito nella lista degli indagati al numero 1, perché dice che la sera prima della scomparsa di Agatha hanno avuto un alterco particolarmente duro e lui, Archibald, aveva annunciato a Agatha che l'avrebbe lasciata per una rivale molto più giovane. E, lui dice la confessione aveva sconvolto Agatha, però gli inquirenti iniziano a pensare che il marito possa essere anche il colpevole proprio della sparizione della Christie. Vengono fatte perquisizioni dappertutto, per 10 giorni la polizia la cerca in tutta Inghilterra. Lo scrittore Arthur Conan Doyle, che era quello che aveva ispirato Agatha Christie, arriva a fare una seduta spiritica per trovare la scrittrice, seduta che non ha alcun risultato. La donna viene ritrovata poi il 15 dicembre, quindi una dozzina di giorni dopo, in una, quella che oggi la chiameremo una spa, in realtà era appunto un hotel nello Yorkshire molto famoso per le cure termali. Il bello, anzi il brutto, è che Agatha Christie si è registrata con il nome della sua rivale, la donna più giovane amata dal marito, e dichiara di non sapere perché lì e di non ricordare assolutamente nulla, non sa come è arrivata, non sa nemmeno di essere Agatha Christie. Anzi, pare che durante il suo soggiorno alle terme abbia parlato tranquillamente del caso Agatha Christie, facendo ipotesi insieme agli altri ospiti dell'hotel e, quindi appunto in uno stato di completa inconsapevolezza di sé. Il biografo di Agatha Christie racconta che si è sempre pensato che lei si fosse nascosta per motivi pubblicitari, cioè per uscire uno dei suoi tanti libri, oppure che avesse voluto andarsene per incastrare il marito traditore con l'accusa di averla assassinata. Né l'una né l'altra cosa è vera, in realtà aveva avuto una specie di, oggi diremmo, di stress post-traumatico e quindi la verità era molto più oscura e triste, cioè aveva passato un periodo di devastanti problemi mentali. Aveva attentato alla sua vita proprio nella cava e poi era entrato in una specie di stato di fuga mentale che non le consentiva di ricordare nulla, chi fosse perché si fosse recata nello Yorkshire e perché si fosse registrata con il nome dell'amante del marito. Quindi la fuga fu un modo appunto, di scappare dai propri problemi personali. Lei poi a un certo punto raccontò la cosa in un'intervista al Daily Mail e disse: sentì la sera in cui uscì di casa per non ritornare, sentì che non potevo andare avanti, uscì di casa in uno stato di forte tensione nervosa con l'intenzione di fare qualcosa di disperato. Mentre guidavo colpì qualcosa con uno scossone e si fermò di colpo. Fui sbattuta contro il volante e la mia testa sbatté contro qualcosa. Fino a quel momento era la signora Christie, da quel momento in poi invece è una donna in fuga che non ricorda neanche il suo nome e che verrà trovata però fortunatamente qualche giorno dopo. Grazie, alla prossima. Paperback writer.
Avete ascoltato Alta Tiratura.